21 agosto 1979. 3 unità della Marina Militare Italiana, gli incrociatori Vittorio Veneto e Andrea Doria e la nave Appoggio Stromboli, fanno il loro ingresso nella laguna di Venezia con il loro carico di 907 profughi vietnamiti. Si conclude con successo la missione Vietnam. La fine della guerra del Vietnam, durata per 20 anni, dal 1955 al 1975, vede la vittoria dell'esercito del Vietnam del Nord e dei Viet Cong. Dopo il conflitto, in quello che era il Vietnam del Sud, il nuovo governo comunista scatena la sua repressione. Comincia così un forte fenomeno migratorio che vede coinvolte intere famiglie di vietnamiti del Sud, che lasciano tutto per imbarcarsi su delle carrette del mare. Questi profughi vengono ribattezzati Boat People. Nel 1979 il governo italiano, presieduto da Giulio Andreotti alla guida del suo quinto esecutivo, su forte pressione della Conferenza Episcopale Italiana, decide l'invio di 3 navi della Marina Militare nel Mar Cinese meridionale per portare soccorso ai profughi vietnamiti. La guida dell'operazione viene affidata al ministro della Difesa Attilio Ruffini e al deputato DC Giuseppe Zamberletti, oggi considerato il padre fondatore dell'odierna Protezione Civile. Il Vittorio Veneto, l'Andrea Doria e la Stromboli, dopo una navigazione senza scalo di oltre 12.000 km e un viaggio pessimo a causa del mare Forza 9 per via dei monsoni estivi dell'Oceano Indiano, arrivano a Singapore il 21 luglio per uno scalo tecnico. Il 26 luglio comincia il pattugliamento del Mar Cinese meridionale e iniziano i primi salvataggi. Le operazioni di recupero terminano il 1 agosto, quando la disponibilità di spazio a bordo delle navi italiane raggiunge il limite della capienza. Sono state percorse 2.640 miglia, esplorati 250.000 km² di oceano e salvate 907 vite. Il Vittorio Veneto, l'Andrea Doria e la Stromboli dovrebbero rientrare nel porto di Taranto, ma Zamberletti decide l'ingresso trionfale delle 3 navi con il loro carico di vite umane nella città più bella del mondo, Venezia. Sul molo, oltre ad una folla in festa, ci sono Andreotti, c'è il ministro della difesa Attilio Ruffini, Giuseppe Zamberletti e Francesco Cossiga, che nel frattempo, un paio di settimane prima, è subentrato ad Andreotti nella carica di presidente del Consiglio. I profughi vietnamiti vengono destinati a dei centri di accoglienza, soprattutto nel Veneto e nel nord-est. Oggi sono italiani a tutti gli effetti, così come i loro figli e i loro nipoti, essendo riusciti a integrarsi perfettamente nel nostro paese.